delle storie che attraverso le nostre immagini oggi vi raccontiamo ha a che fare ancora con questi due nodi, identità e trasformazione, che mi sembra contrassegnino un po' il mondo dell'associazionismo come lo stiamo indagando oggi, sulle soglie di una trasformazione importante, appunto, perché l'aggregazione, l'associazione che ora vi racconteremo ha origine, trae la sua identità da una forma forte oggi di identità, quella legata al tifo calcistico, che sembra diventato uno dei grandi fattori, appunto, di aggregazione, di identificazione dei nostri anni, però come vedremo sembra in grado di affrontare anche altre domande, anche altre esigenze. Stare insieme per passione. Gli sportivi italiani che ogni domenica riempiono gli stadi di calcio sanno bene cosa vuol dire. Anche se purtroppo tra tifoserie avversarie a volte dalla passione si trascende verso forme di violenza. Ma non è sempre così. Al contrario, trovarsi insieme per una sana passione sportiva può produrre anche altre iniziative che arricchiscono le persone e coinvolgono non solo gli sportivi. È il caso dell'incessante attivismo del Little Club Genoa, il decano tra i club di supporter della squadra di calcio più antica d'Italia. Non c'è nessuno più forte perché siamo tutti uguali. Lite, 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 lite! Il Genoa è una malattia, quindi io ho iniziato ad andare a vedere il Genoa quando avevo 4 anni sulle spalle di mio padre, ne ho 41 e continuo ad andare a vedere il Genoa. Ci tenevo che facessero sport, ai bambini piaceva il calcio e quindi l'ho iscritta lì per il Club Genoa. Essendo genuani da una generazione abbiamo scelto questa società. Penso che il gioco del pallone è la miglior cosa per farli divertire, perché non è uno sport ripetitivo e le togliamo dalla strada che è sempre in determinate situazioni un punto di difficoltà della vita del bambino. Il circolo fa parte del quartiere di Marassi. Il quartiere di Marassi è un quartiere importante di Genova, un quartiere popolare. Adesso con la nuova legge sulle circoscrizioni ha circa 85.000 abitanti, per cui è una città in rapporto ottimale. Noi lavoriamo in collaborazione con il Consiglio di circoscrizione, con tutti i cittadini e naturalmente con le parrocchie e le associazioni che sono nel quartiere. Pensiamo di essere un punto di riferimento per i giovani e per gli anziani del quartiere. Ci siamo accorti che non si poteva continuare solo ed esclusivamente ad aggregarsi solo per la squadra di calcio. Abbiamo pensato che tutta questa forza di persone messe assieme, così volenterose e così con voglia di fare, doveva essere messo al servizio di tutti e quindi piano piano abbiamo iniziato a occuparci di sport e quindi di calcio dilettantistico. Da quello poi ci siamo accorti che si potevano fare altre 1000 cose per il bene di tutti e da quello è partita poi l'idea di dedicarsi al sociale e al culturale. Emergency è un'associazione che si propone di aiutare le vittime civili delle guerre, in particolare riguardo le vittime delle mine anti-uomo. Con il Little Club Genoa, assieme a noi, stiamo portando avanti una sottoscrizione per aiutare 2000 bambini nel Kurdistan iracheno, per potergli dare una vita migliore, una vita più degna. Il Little Club ci sta dando veramente una mano, perché ci sta fornendo un supporto logistico notevole, tutte le domeniche, e ci aiuta anche con le sue persone, con i suoi soci. Non tutti sono tifosi, quelli che sono più propensi a partecipare, a frequentare il circolo, magari per giocare carte e biliardi. C'è una parte che invece sono più interessati a seguire la squadra, perché sono tifosi, sono appassionati di calcio. E comunque, insomma, formiamo un bel binomio tra quelli anziani, quelli tifosi e non tifosi del calcio. Poi allora ci troviamo sempre insieme e festeggiamo ogni tanto con una cena, facciamo una serata in lieta compagnia. Anche le donne si possono intendere di calcio, andare alla partita, cioè fare del calcio comunque. Nel club le donne portano tutto questo, per esempio la bellezza di certe cose, un po' di fantasia, molta manualità e le idee, perché agli uomini viene l'idea, però chi la sviluppa poi siamo tutte noi.
visto che all'Itre c'è posto per tutti, c'è posto anche per il mio cagnolino, ovvero Black. Anche qui una realtà dai molti volti, benché l'elemento di partenza pare così semplice, appunto, l'identificazione con un tifo calcistico o con una squadra di calcio. Paola Daltoso, com'è cambiato per i giovani in questi 20 anni? In soli 20 anni sono molto cambiate le motivazioni che hanno spinto a far parte di associazioni e aggregazioni. Lei nel suo libro racconta